Buonasera ragazze, allora questo è, come avete capito dal titolo, il video in collaborazione mensile, finalmente sono tornata a farlo anch'io, del Face of the Mount, in collaborazione con Paola Style e Annabella 67, di cui poi vi lascio il loro canale o magari addirittura proprio il link di questo video sotto nell'info box, perché finalmente, come dicevo in un altro video, sono più o meno riuscita a essere tecnologica, nel senso che riesco con il computer a inserire le cosine, prima col tablet ero un po' limitata, quindi insomma vi lascio tutto qua sotto. Allora, un bacio a loro e un bacio a tutte voi che mi state seguendo. Allora, inizio subito a farvi vedere appunto il mio trucco del mese, o meglio quello che ho inventato oggi, visto che è primavera, avevo voglia di colore, quindi vi faccio vedere quello che ho realizzato. Non so se vi piace, se è un po' acceso, in effetti, però insomma avevo voglia di colore e l'ho messo su. Quindi parto a farvi vedere tutto quello che ho usato, compreso i pennelli, cercando di essere il più breve possibile perché ce ne sono veramente tanti di prodotti, ne ho usati veramente tanti. Allora, partiamo dalla base. La base l'ho fatta con questo fondotinta di Rocher, questo qua, che è il mio, è lo zero difetti. Allora, lo zero difetti nella colorazione beige 200, che direi che è proprio il colore del mio incarnato. Infatti non fa stacchi, non fa cioè non si vedono gli stacchi del collo, anche se io normalmente ho il collo molto molto bianco, come si vede ho proprio il collo molto bianco perché qua non prendo mai il sole, per cui tante volte mi si vede comunque lo stacco dal viso al collo, quindi cerco sempre di trovare comunque un fondotinta che non sia così scuro ma neanche così chiaro da avere appunto lo stacco. Poi, una volta applicato lui, ho messo il correttore per le occhiaie e in questo momento sto usando il Fit Me di Maybelline, questo qua, che vi devo dire mi sta piacendo veramente un sacco. Ho finito appunto l'altro e lo vedrete probabilmente nei prodotti finiti, di cui magari farò solo quello del make up, che finalmente sono riuscita a terminare un po' di cosine. Questo qua è il numero 20. E ne ho appunto due, perché uno lo sto usando qua e l'altro l'avevo lasciato a Parma in caso mi toccassi là, però devo dire che mi sa che poi lo porterò qua perché veramente mi sta piacendo un sacco questo correttore e lo trovo quasi a livello di prodotto molto simile all'altro che era adesso non me lo ricordo, quello comunque con la pallina famosissimo che qua non si trovava, poi si è trovato, comunque sempre di Maybelline, e devo dire che come consistenza è molto simile, con la differenza che appunto questo qua è fatto con il pennellino tipo da lip gloss, che secondo me è più facile da applicare, mentre quello là aveva la pallina che si andava proprio a mettere sotto gli occhi, per cui secondo me ne usciva anche forse troppo prodotto. Invece con questo si riesce comunque a gestire meglio e devo dire che mi piace un sacco. Poi sono andata a opacizzare il tutto. Allora vi faccio vedere i pennelli, scusate, che ho usato. Allora, per stendere il fondotinta ho usato questo, il powder brush di Elf, che avevo comprato negli Stati Uniti, ed è quello praticamente piatto così, che io adoro per stendere fondotinta in liquidi. Mi piace veramente un sacco perché più di quelli a penna, a punta, non lo so come si chiamano, mi piace proprio un sacco il fatto che sia piatto, mi va a stendere perfettamente il fondotinta facendo dei movimenti circolari senza tirare il prodotto, e devo dire che come pennello veramente fantastico. Sto usando praticamente tutte le volte che mi trucco, quindi c'è stato il periodo in cui andando a lavorare mi truccavo praticamente tutti i giorni. Devo dire che anche lavandolo, cioè è un pennello ottimo che sta durando veramente tantissimo, quindi super, poi è anche super economico perché costa veramente poco. Poi invece per la cipria, che adesso vi faccio vedere quale sto usando, se avete visto il mio prodotto smaltimento, il mio video prodotti smaltimento, il mio video del progetto smaltimento prodotti, che vi lascio, magari vi linko da qualche parte qui, sto usando appunto questa qua, che è la powder, la tone correcting powder di Elf, sempre, che è quella nei 4 colori. Adesso non mi ci soffermo perché la conosciamo tutti, come vedete la mia ha dei bei buchi, in modo insomma la sto portando avanti, la sto cercando di finire, e comunque questa cipria mi piace veramente tanto. Ho applicato il giallo qua sotto per bloccare il correttore, e l'ho applicato con questo
pennello qua di Kiko doppio, di cui uso solo questa parte qua, che è quella che mi serve appunto, la uso per il correttore, per andare a applicare la polvere, per fissare il correttore. E poi su tutto il viso ho usato un pennellone di Avon, questo qua, che ho da un po' di tempo, per appunto applicare la cipria. Devo dire che questa cipria è fantastica e non sto neanche a fermarmi a parlarne tanto perché comunque la conoscete tutte. Devo dire che questo pennello, quando l'ho acquistato non ne avrei dato 2 lire, invece mi piace abbastanza, anzi forse parecchio, perché è bello morbido, non perde le setole, l'ho lavato 1000 volte, ancora devo dire che è qua intatto, per cui insomma sicuramente più di un anno che lo uso, per cui come prodotto non è male per quello che costa. Poi sono andata a mettere il primer sugli occhi per poi andare a applicare l'ombretto. Il primer, come avrete visto nel video, se l'avete visto appunto del progetto smaltimento, è questo qua di Urban Decay, il Primer Potion nella mini size, che io devo dire che mi ci sto trovando veramente molto bene con questo primer, mi piace tantissimo. Quando faccio il trucco la mattina, la sera è ancora lì intatto, non porta gli ombretti nelle pieghette, insomma fa il suo lavoro ed è veramente ottimo. Io queste mini size le avevo prese insieme e le avevo trovate in qualche palette, devo dire che mi ci sto trovando bene, è una vita che li sto usando. Hanno una scadenza secondo me di 6 mesi, ma io lo sto usando da molto di più e devo dire che non mi sta dando problemi. Poi per quanto riguarda gli occhi, ecco, adesso iniziamo a complicarci un po' l'esistenza. Allora, ho usato la Electric di Urban Decay, che io adoro, nel senso, soprattutto in questa stagione, cioè in primavera, amo truccarmi con dei colori un po' accesi, un po' colorati, per cui questa sicuramente non può mancare ed è una delle palette di cui non mi separerò mai. E i colori sono questi. Per chi non la conoscesse, insomma, guardate, mirate, se vi piacciono i colori è veramente una palette che non potete non avere. Allora, ho applicato nel condotto lacrimale, quindi all'interno dell'occhio, questo colore che ha un verde acido. Poi appena li toccate scrivono, hanno una pigmentazione pazzesca perché sono praticamente pigmenti pressati e veramente sono fantastici. Poi ho applicato sulla palpebra mobile questo arancione qua, molto bello, questo qua, l'arancione. Poi sono andata a mettere nella piega dell'occhio questo viola qua, super intenso, questo viola qua. E con questo praticamente ho fatto la prima parte dell'occhio. Dopodiché sono andata a sfumare i colori, cioè sono andata a finire diciamo il lavoro con la Naked 1, che è l'unica palette delle Naked che io ho, perché le altre le ho vendute, non lo so, io non sono molto per i toni naturali, però è ovvio che quando almeno io quando vado di fretta che non so come truccarmi uso tanto questa qua, anche se sembra nuova perché in effetti non ci sono colori scavati, non ho buchi, anche perché alcuni colori forse non li ho mai usati, però comunque tornando a noi sono andata a finire il lavoro, ho applicato praticamente ho sfumato praticamente questo viola con un po' di marrone, che è questo qua, nella fattispecie si chiama Book, questo qua, e poi ho messo un po' di illuminante, questo qua, che se non sbaglio si chiama Virgin, appunto, questo qua, l'ho applicato qua sopra, cioè sotto alle ciglia, sopracciglia e un po' qua sotto, e devo dire che tutto sommato a me la resa piace. Ho applicato il tutto con questo pennello che vedete mozzato, ma in realtà ha una doppia punta, ma il mio si è rotto. Comunque è un pennello di H&M, ne ho diversi di questa linea qua perché devo dire che mi piacciono molto come pennelli, mi piace lo sfumino, e di qua aveva quello da eyeliner che io ho rotto e vabbè, pazienza. Comunque questi costano sui 3,50 €, insomma non costano tantissimo e sono veramente buoni come prodotti. Poi allora, sopra all'occhio e anche sotto ho messo questa matita viola che si chiama Metallic Eye Pencil di Wycon, questa qua, fatta così, aspettate, così, che da una parte appunto ha la matita e dall'altra porta lo sfumino, fatto così. Questa matita io l'adoro perché non è la classica matita viola, ma all'interno, adesso non so se dalla fotocamera si riuscirà a vedere, non si percepirà mai, comunque all'interno ha dei glitter rossi,
È veramente fantastica come matita, mi piace veramente tantissimo e questa me l'ha regalata la mia amica per Natale e devo dire che wow, io poi adoro il viola, non so se di questa linea qua era una linea limitata di Wacom o comunque non so se ne esistono altre, però devo dire che questa qua è fantastica, non sbava, tiene tutto il giorno, la potete applicare appunto come ho fatto io sotto, non dà dei problemi, almeno a me non fa né da cremare gli occhi, non mi fa colare il trucco, insomma veramente una matita fantastica. Poi sono andata a rifinire il trucco con la matita nera di Essence che sto cercando di terminare, la Love Rock, questa qua, che è super nera, è nerissima devo dire, ma che come dicevo nell'altro video, una volta che ce l'ho indosso per un po' di tempo mi inizia a colare negli occhi, cioè gli occhi qua esternamente, insomma mi cola. Comunque sotto e sopra ho appunto applicato questa e ho finito il tutto con questo il tattoo liner di Kat Von D, questo qua, che da quando l'ho comprato è stato amore, amore, amore. Ha un tratto nero pazzesco. Questo è il tratto nero del tattoo liner, è fantastico, infatti tantissime volte su Depop mi hanno chiesto se lo vendevo, assolutamente no, me lo tengo fino a che non lo esaurisco perché è veramente un prodotto fantastico. Fa dei tratti, adesso io ho fatto un tratto marcato, ho fatto un tratto un po' grosso, però fa anche dei tratti veramente veramente sottilissimi e a me piace tantissimo perché comunque da quando l'ho scoperto non esco mai senza, nel senso che comunque anche se applico la matita colorata, generalmente poi vado a rifinire proprio attaccato alle ciglia con queste qua perché è fantastico ragazzi, è fantastico. Scusate ma oggi parlo un po' male, però vabbè, è già il secondo video che registro per questo, ma sto sblaterando. Poi come mascara, come vi ho fatto vedere anche nell'altro video, sto applicando questo qua che è sempre quello di Kat Von D, che è quello con lo scovolino tutto particolare, veramente strano. Il mio ormai è curvo perché poverino è mezzo scassato, comunque ha quella pallina all'inizio e tutte questi dentini particolari che veramente prendono le ciglia in una maniera fantastica e ve le rendono super folte, super lunghe. E in America questo veniva venduto insieme in una confezione di quelli che ci sono da Sephora praticamente vicino alle casse e l'avevo pagato tipo $20, quindi una cosa veramente ottima. Poi per quanto riguarda il blush ho usato quello di Benecos perché appunto sto cercando, di Sassy Salmon per intenderci, sto cercando appunto di portarlo avanti, quindi di farci venire almeno il buco. Questo qua, la colorazione a me piace tantissimo perché non lo so, mi sa di primavera, comunque è un aranciato, il colore è questo qua. Come vedete cioè, ce ne vuole un po', perché è abbastanza impercettibile, nel senso che una volta che lo si fa prendere, almeno io che amo i blush molto colorati, quindi quelli che si notano tanto sulle guance, lo devo mettere almeno 2 o 3 volte. E questo è il colore, come vedete è un pescato molto molto leggero. E l'ho applicato con questo blush, sì ciao, con questo pennello che è il pennello angolato, questo qua di Elf, che anche questo ho comprato in America e devo dire che mi piace tantissimo. Non lo so, io trovo che i pennelli di Elf, soprattutto questi qua con la coda nera, non quelli con la coda bianca perché quelli non mi piacciono perché pungono, trovo che questi qua siano veramente fantastici, hanno dei prezzi veramente accessibili e sono dei pennelli che durano tantissimo. Io li lavo tranquillamente e devo dire che mi piacciono un sacco. Sempre restando in tema Elf, concludiamo con le labbra. Allora, sulle labbra ho applicato questo gloss, non ho voluto mettere il rossetto perché già il trucco sugli occhi era eccessivo, era veramente pesante, e per non rendere pesante il tutto ho detto mettiamo un gloss e sto usando questo qua, tra l'altro ce l'ho sempre in borsetta perché mi piace un casino. È questo qua di Elf, si chiama Minty Lip Gloss, questo qua. Allora, eccolo qua, che è praticamente un rosa tutto glitterato, nella colorazione D21. Non ho idea di cosa costano, perché questo qua mi era stato regalato e devo dire che però mi piace tantissimo. Si chiama Minty proprio perché in pratica una volta che ne andate ad applicare sulle labbra, a parte che sapere di menta, quindi se non vi piace il gloss mentolato, comunque se non vi piace quell'odore lì evitatelo, però ha un effetto freschezza, cioè proprio di lasciare le labbra fredde, che per me è fantastico. Poi ha dentro secondo me anche dello zucchero, perché oltre a essere a sapere di menta è zuccherato, ecco, mi piace veramente tanto. Quando non so cosa mettere o non ho voglia di mettere il rossetto uso questo.
Ok ragazze, penso di aver fatto vedere tutto. Questo appunto è il make up che ho voluto creare questo mese in collaborazione con Paola Style e con Annabella67. Ringrazio loro per la collaborazione e ringrazio tutti voi che mi avete seguito in questo video. Vi rimando al prossimo video, che non so bene quale sarà e non so bene quando lo caricherò, però ci sarà. Un bacio!